like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I. L'Ezzelina Carinatese è settore giovanile prima di tutto, perché anche la prima squadra, ovvero la Serie C, è composta in gran parte da atlete che qui a Carainati hanno mosso i primi passi sotto rete. Il tutto alla base parte da Sonia Bortolon, bandiera della società. Il prossimo anno sono 20 anni che sono qui, si capisce che mi trovo bene, mi trovo molto bene. Niente, quest'anno io sì, gioco nella prima divisione, dopo mi occupo del mini volley e anche del progetto delle scuole elementari, cioè per far conoscere la nostra società nelle scuole qui delle vicinanze. Vado lì nelle scuole e propongo l'attività di pallavolo in modo da incentivare i ragazzi, i bambini a iscriversi alla nostra società. Presenza più rappresentativa non poteva esserci. Sonia è l'immagine di come alla Carinatese si cresca giocando a pallavolo e nelle scuole è lei a promuovere l'attività. Naturalmente in poco tempo cerco di dare un assaggio di quello che è questo sport e poi quelli che vogliono, che si appassionano, vengono qui e sviluppano questa passione nel mini volley. E via via le atlete arrivano assieme anche a qualche maschietto, come spiegano in società. Si insegna la pallavolo, come stare in campo, la tecnica, ma non sono solo questi gli obiettivi. Anche far giocare tutti, cioè sappiamo che qualcuna si sviluppa più veloce delle altre, però facciamo con che tutti si divertano, anche perché tutti devono provare questa esperienza. Al vertice della trafila giovanile c'è l'Under 18 che prende parte anche al campionato di prima divisione con sole 2 atlete over. Il gruppo della prima divisione è formato dalle ragazze dell'Under 18, poi ci sono io e un'altra ragazza fuori età, però per il resto sono tutte ragazze dell'Under 18. Sono un gruppo molto giovane, però dai, pian pianino ci stiamo amalgamando insieme, vecchi e giovani. Praticamente è formata da un gruppo di ragazze del 95 che sono solo 3, più tutte quelle del 96 che sono il primo anno di Under 18. Con questa squadra stiamo provando a far salvarci in prima divisione. La società dove si lavora molto bene, dove c'è tanta disponibilità, tanta partecipazione sia da parte dei dirigenti che dei genitori. E come è giusto che sia, anche quest'anno la Serie C attinge dal vivaio. Da sotto in questi 4 anni abbiamo sviluppato, sicuramente abbiamo raddoppiato il numero delle atlete e ci sono delle atlete interessanti dietro, 3 le abbiamo portate già in prima squadra e saranno sicuramente le atlete del domani, ma dietro, soprattutto a livello under 16 e under 14, sono delle atlete interessanti. Ultima nota, Carainati è una piazza conosciuta per il calore del pubblico. È vero, ed è talmente caldo che anche a livello giovanile sono molte le famiglie al seguito. Abbiamo visto anche soprattutto quest'anno, siamo molto contenti con le scuole giovani, partendo dalle under 12, 13, 14, 16. Abbiamo visto un aumento del pubblico, c'è proprio un interesse da parte dei genitori, anche amici e appassionati che vengono da queste scuole giovanili. Riusciamo a riempire abbastanza bene la palestra anche con le scuole giovanili. C'è questa tribuna sempre piena, c'è questa voglia di vedere e dopo tutto siamo una squadra vincente e merita esserci e merita anche per questi dirigenti, per questi genitori che hanno questi figli che giocano e si divertono.